Nessun negoziato, autodeterminazione. Questa è la scritta che si può leggere su molti muri di Pristina, la capitale del Kosovo. Questa regione, ancora sotto il controllo della Serbia, dopo 20 travagliati anni di lotte, si appresta a diventare indipendente. Sono in molti quelli che guardano con favore alla nascita di una nuova bandiera nel mappamondo politico internazionale, a partire da Stati Uniti e Unione Europea, che da tempo ne accompagnano la crescita. Ma il Kosovo è davvero pronto per essere uno Stato? Secondo la stragrande maggioranza della popolazione, composta per il 95% da albanesi, la risposta è una sola: sì. Anche il nuovo premier Hashim Thaçi, durante la sua visita a Bruxelles del 28 gennaio, ha parlato di indipendenza in pochi giorni. Ma chi non è pronto ad accettare questo nuovo status sono Serbia e Russia, preoccupate, a loro dire, per la sorte di circa 140.000 serbi che vivono ancora nella regione. La tensione etnica qui non si è ancora assopita dopo gli orrori della guerra del 99. Allora l'esercito della Serbia di Milosevic aveva violentemente colpito la popolazione albanese, in risposta ai continui attacchi dell'UCK, l'esercito separatista che stava avendo la meglio sulla politica pacifista del padre della nazione, Ibrahim Rugova. Dall'intervento militare dell'ONU nel 99, il paese oggi è controllato da un contingente militare internazionale, la KFOR, e da una missione ONU, detta UNMIK, che dovranno però lasciare il paese se questo otterrà l'indipendenza. Passeggiando oggi per le strade di Pristina si ha l'idea di un paese tranquillo, tutt'altro che sull'orlo della crisi. Ma è calma reale o le tensioni sono pronte a riaccendere il paese una volta che gli eserciti stranieri abbandoneranno le strade del Kosovo? Questa è la cittadina di Soarek, nel sud del paese. Qui, durante la guerra, è avvenuto uno dei più brutali massacri perpetrati dalla polizia serba. 42 persone, tutte della stessa famiglia, uccise. La strage della famiglia Berisha è stato uno dei principali atti d'accusa nel processo internazionale contro l'ex presidente serbo Slobodan Milosevic. Ishnje Berisha, giurista che da anni si batte per scoprire la verità su questo delitto, ha testimoniato a quel processo. Sa të policisë edhe të ushtrisë jugoslave kanë bërë gjenocid ndaj familjeve tona. Spari janë ekzekutuar këtu në këtë lokal pranë të cilit ne gjinemi. Pe këtu janë ngarkuar në mënyrë më mizore në për kamion, janë grupos në grup masive, prej aty janë nxerrë me eskivator ku të gjitha kofomat janë shkatru, janë damtu, janë dërgu në Danub, pe Danubit në Batanic, nuk mund jeta është e pakuptimt, edhe nuk mundet me ardhur deri te një afërsi e mirëfillt, një mirëqenie e mirëfillt e njerëzve të cilët vinë pas nesh. Il processo alle 5 persone che Ishnje ha identificato come esecutori della strage continua ancora oggi a Belgrado. Molte volte Ishnje è andato al confine con la Serbia, aspettandosi di ricevere i corpi delle persone scomparse, ma è sempre tornato a mani vuote. Qui siamo al poligono di Tiro, dove i corpi della famiglia Berisha sono stati sepolti in fosse comuni e poi estratti. Pasi që kur kemi hap këtë vorrezë nuk kemi gjetë trupa, po kemi gjetë vetëm gjasende, kemi hulumtuar dhe kemi ardhur deri te dëshmitarët të cilët kanë qenë të angazhuar në ngarkimin e kufomave. Ata kanë dashur me imshef dhe kanë tentuar me imshef atë gjurmë të krimit, edhe pikërisht to kufoma këtu që kanë sjell në këtë vend, ky vend ka qenë i kontrolluar nga ushtria jugoslave. Ma le violenze di questi anni non hanno fatto solo vittime albanesi. Questa è la città di Mitrovica, nel nord del paese. A nord del fiume Ibar vive la più grande enclave serba del paese. A sud, la parte di città albanese. La tensione qui non è mai del tutto sopita. Lo si è visto soprattutto nel 2004, quando gli attacchi albanesi nel nord della città fecero 28 morti e 600 feriti. La popolazione serba qui teme che, una volta raggiunta l'indipendenza e andatesene le truppe dell'ONU, nessuno potrà più difenderli dalle violenze. Una voce non confermata dice che il governo serbo sta facendo distribuire armi alla popolazione. Abbiamo chiesto a Milan Ivanovic se questa voce è vera. Mi se nadamo da će kvôli UNMIK raditi ono što im je po rezoluciji, da obezbede sigurnost svima,
a svakako da ćemo se mi suprotstaviti bilo kakvom pokušaju implementacije te odluke Albanaca na teritoriju gde mi živimo. Nije tačna činjenica. Ja sam čuo vašeg predsjednika, šefa diplomatiju Dalemu, koji je govorio o 2.300.000 proteranih Albanaca. Treba znati da na Kosovu živi oko 1.200.000 Albanaca. Ultimamente la politica serba nei confronti del Kosovo si sta irrigidendo. Alle prime votazioni per le presidenziali, il candidato ultranazionalista Tomislav Nikolic ha ottenuto il 39% dei voti, battendo il più moderato presidente Tadic. L'insofferenza serba verso le scelte della politica internazionale sul Kosovo è crescente e anche i nuovi giovani partiti che stanno nascendo, più aperti all'integrazione, annunciano che non accetteranno mai una dichiarazione unilaterale di indipendenza. International community, they cannot change our lives. They cannot change relations between Albanians and Serbs. We have to do that. We must change our relations, Albanians and Serbs. But I think that Albanians, like majority on Kosovo, they have to move first step. If you put bombs in our apartments, our houses, if you kill our peoples, we cannot say that is goodwill. Recentemente il governo di Belgrado ha aperto una filiale a Mitrovica Nord, un atto che a molti è sembrato una provocazione degli albanesi. Ma non è facile qui per i serbi starne lontani. Gli albanesi infatti vivono anche nel nord della città, vi accedono attraverso un ponte pedonale dedicato solo a loro. Per un serbo, invece, è quasi impossibile pensare di andare a sud del fiume. Kosovo institution is not ready to be independent. Justice system in Kosovo is disaster. Police, no. We have no electricity. We have no water. Every evening, every night in Mitrovica, we have no water. In 21st century, they didn't show us, Kosovo Serbs, they are ready to, how to say, to take us like equal citizens. E per quanto riguarda i crimini e le repressioni perpetrate dai serbi in passato, Miletić risponde: I'm very sorry for every man who died during the war, after the war, before the war, 1999, but we cannot be hostages of that.